Il territorio delle colline del Prosecco, patrimonio UNESCO, si arricchisce di una nuova pista ciclabile, quella realizzata a Pieve di Soligo da un'azienda privata dopo aver siglato un accordo con il comune. Il taglio del nastro, alla presenza del presidente del Veneto Luca Zaia e del primo cittadino Soldan, è stata l'occasione per tornare a parlare di mobilità sostenibile e turismo. Un territorio come questo, che è quello del patrimonio dell'umanità, che con tanta forza abbiamo voluto e che sta già dando i primi risultati. Quando io dicevo guardate che sarà il territorio del turismo, adesso lo si vede. Ci stiamo orientando tutti verso un territorio sempre più green. Questa pista ciclabile in maniera particolare mette insieme e unisce alcune frazioni del paese con l'area industriale e quindi dà anche un servizio particolare proprio a tutti i fruitori dell'area. Sport e turismo che portano con la mente alle Olimpiadi di Cortina a Milano del 2026, forti di un successo azzurro ai Giochi Olimpici di Tokyo che parla anche Veneto. Direi che abbiamo un sacco di buoni risultati. Questo deve essere il preludio per una grande apoteosi delle Olimpiadi. Io penso che investimenti se ne debbano fare sempre di più, penso che il governo capisca fino in fondo che l'opportunità delle Olimpiadi è un'opportunità non solo di Cortina, non solo di Milano, non solo del Veneto, ma bensì di tutta Italia.